aprire con una presentazione ai soci di una iniziativa che ha caratterizzato per molti anni l'impegno dell'Istituto Veneto, quello di pubblicazione dei registri del Senato veneziano. Il titolo che è stato dato forse un po' presuntuoso, ma un'impresa dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. E vi illustrerò, dovrò illustrarvi con cura questo impegno, che è un impegno che è durato molti anni e che si avvia alla conclusione rispetto al progetto iniziale. E mi sono permesso di chiedere spazio per questa mia chiacchierata, pensando opportuno segnalare e fare il punto su un'iniziativa partita oltre 10 anni fa nelle sale dell'Istituto e che si avvia finalmente alla conclusione, la edizione parziale naturalmente dei registri del Senato veneziano. Il periodo è quello fra il 1335 e l'85. È dalla seconda metà del 200 che fra le strutture istituzionali veneziane il Senato fu con il Maggior Consiglio uno dei due corpi legislativi più importanti della Repubblica, competente tanto per gli indirizzi politici e le scelte di fondo, quanto per le specifiche anche piccole contingenze. È istituito forse nel 1229-1230 il Consilium Rogatorum o dei Pregadi, più tardi Senato, e passò presto dalla funzione istruttoria in temi di commercio e di navigazione al potere di decisione esteso alle materie economico-finanziarie e amministrative della politica interna ed estera. Diventava di fatto il più importante dei consigli veneziani e le sue deliberazioni, le parti, con valore di legge, cominciarono ad essere registrate alla fine del 200. Fu un organo di straordinaria rilevanza per la storia non soltanto veneziana ed è difficile decidere da dove partire. Sono molte migliaia e migliaia i nomi, gli eventi, le decisioni, i luoghi, ma conviene partire forse proprio da qualcuno di quei nomi, presi quasi a caso tra l'infinità. In gran parte sconosciuti, ma riuniti sulle carte dei registri. Nomi come quelli di Marco e Giacomo Moro, di Tolek-Tamur o di Alberto da Arpo. Tanto per capirci, quanto ai due Moro si erano trovati da mercanti a scontare senza colpe quanto avvenuto nell'isola di Citera nel 1340, dove i sudditi del re di Maiorca avevano subito danni da parte dei signori del luogo, che erano veneziani, i Venier. Di quei danni a forestieri, ovviamente, Venezia non voleva rispondere, non era colpa sua. Ci avrebbero pensato semmai i Venier, ma il re di Maiorca, lui andava per le spicce e per diritto di rappresaglia permise ai suoi sudditi di rifarsi a spese dei veneziani che si trovavano nel suo regno di Maiorca. E fra di essi c'erano anche i due Moro. E allora in Senato si decideva di risarcirli in qualche modo in attesa di fare poi i conti dovuti con i Venier. Erano dunque autorizzati i due Moro ad importare a Venezia merci da Maiorca per la somma di loro spettanza, nonostante i divieti vigenti. Quanto a Tolek-Tamur, che era il Tudun, il governatore del Bosporo, ossia il Kerch in Crimea, all'imbocco del Mar d'Azov, con lui e per suo tramite, con il Khan dei Tartari dell'Orda d'Oro, Uzbek era allora, nel 1341 Venezia era in contatto per ottenere il controllo su quella località che era strategica nel quadro del grande dell'eterno conflitto con Genova. E dunque si deliberava su come procedere nei patteggiamenti in corso, salvo che poi le questioni dovettero essere riprese l'anno dopo, nel 1942, con il nuovo Khan dell'Orda d'Oro, Zanibek, che era succeduto a Uzbek, che nel frattempo era morto. Davvero un altro livello invece ci fa conoscere quando siamo a Alberto di Ognibene da Arpo. Era un poveraccio, un trevigiano che, avendo colpito un suo concittadino, era stato condannato a 200 lire di piccoli, che per lui era una somma stratosferica. Era riuscito a pagarne 75, ma oltre faticava ad andare anche per il perverso circolo del carcere, che impedendo l'uscita e quindi impedendo il lavoro non consentiva il guadagno, quindi era prorogata all'infinito la sua pena.
Ecco allora che il Senato, nel giugno del 1341, in considerazione della sua indigenza, del tempo già trascorso in carcere, di quanto era fino ad allora riuscito a versare, gli condona buona parte della pena finanziaria. Questi tre casi, fra le decine di migliaia numerati finora nelle nostre ricerche, bastano per indicare il ventaglio di situazioni che i registri del Senato presentano. Abbiamo in sostanza una miniera di notizie che ci portano dalle minime località lagunari ai centri della terraferma, fino a Tabriz, Costantinopoli, Gerusalemme, Trebisonda, fino all'Armenia, fino alla Germania, alla Castiglia, all'Egitto, alle Fiandre, alla Boemia, alla Francia e anche altrove. Erano il cuore di un mondo. Si trattava di una ricchezza di dati che da molti anni richiamano studiosi di molte provenienze a studiare nell'archivio veneziano. Del resto, per la storia di aree quali il Regno d'Ungheria, Levante Mediterraneo, l'Asia Minore, l'Istria, la Dalmazia, in generale la penisola iberica, compresa Bisanzio e il suo impero, continua ad essere prezioso, se non indispensabile, l'apporto degli atti del Senato veneziano. L'assoluta importanza di questa fonte d'archivio suggeriva da tempo di iniziare una organica edizione, ma a rendere perplessi era la mole documentaria. I registri partono dal 1293. Fino al 1440 tutte le deliberazioni sono raccolte in una serie unica, Misti, che è quella sulla quale stiamo lavorando. Se ne distaccò poi la serie dei Secreti, che è completa dal 1401 in avanti, e negli anni lo sviluppo dello Stato veneziano avrebbe poi imposto l'articolazione dei Secreti nella serie Misti, che dal 400 si divide poi in Senato Terra e Senato Mare, che erano dedicati rispettivamente, come il nome dice, alle questioni di quello stato di terraferma che Venezia nel frattempo si era abbondantemente costruito, e allo stato da mar, quello di più antica tradizione. Ci furono poi articolazioni particolari, ulteriori. Ricordo, per fare un esempio, dal 1560 in poi i registri indicati come Roma expulsis papalistis, con le deliberazioni prese escludendo i senatori che fossero in relazione con uomini della curia romana e in qualche modo legati alla sede pontificia e ai suoi interessi. Erano i papalisti. Meglio evitare interferenze e rischi, dovevano andarsene appena si trattava di cose romane. Ho proposto queste date, queste etichette, non per una sorta di perverso sadismo erudito, ma perché credo rendano bene l'idea di come il Senato abbia rappresentato per secoli la spina dorsale, l'anima della Repubblica. Appariva dunque opportuno rendere disponibile agli studi almeno qualche parte specialmente importante di un grande tesoro documentario. Di un'ipotesi di edizione parlavano già nel 1997, molto tempo prima, e da quella data, con Dieter Girgenson fra Venezia e Gottinga, si è presa in esame la questione. Non sappiamo più a chi di noi due sia venuta in mente quell'ipotesi un po' avventurosa, che poteva sembrare uno strambo azzardo. Io sostengo, e ne sono assolutamente convinto, che la prima idea sia stata sua. Lui sostiene invece, con altrettanta certezza, che però è accentuata da una teutonica metodicità che a me purtroppo manca, che il primo colpevole sia stato io. L'onorevole compromesso fra noi raggiunto impone che non ne discutiamo più, e comunque decisivo è stato senz'altro il coinvolgimento nel progetto del socio Ermanno Orlando e prima ancora della nostra rimpianta Maria Francesca Tiepolo, con la sua lunghissima esperienza di direttrice dell'Archivio di Stato veneziano, la sua straordinaria passione per Venezia, per la sua storia, per i suoi documenti. E il ricordo mio è molto affettuoso. Qualche tentativo di edizione c'era già stato. Tra il 1879 e l'87 l'archivista Giomo aveva pubblicato in 300 pagine gli indici rimasti dei primi 14 registri andati distrutti negli incendi di Palazzo Ducale. Sono noti come i combusti, quelli bruciati.
Passa una novantina d'anni, nel 1960-61, Roberto Cessi con Paolo Sambina e Mario Brunetti riprendono in 2 volumi i rubricari, i riassunti, e il frammento superstite, l'unico pezzetto scampato al fuoco del primo dei 14 registri combusti, con un riassunto dei registri 15 e 16. Poi tutto si ferma per circa un quarantennio. L'ipotesi di riprendere in mano i misti sembrava plausibile soltanto programmando un intervento che procedesse con ragionevole regolarità, senza le precedenti pause di 80 o 40 o anche soli 20 anni tra un volume e l'altro volume. A questo punto entrava in campo, col suo peso culturale e organizzativo, l'Istituto Veneto. Le cose si muovevano, anche con un sia pur marginale supporto iniziale della Fondazione della Cassa di Risparmio di Venezia, che per qualche anno assicurò la possibilità di un finanziamento per qualche contratto annuale. Forse interessò i primi 4 volumi, forse neanche. Fu però l'Istituto Veneto che si mise davvero in moto. Si trattò dell'impresa editoriale più organica che nel campo delle pubblicazioni di fonti documentarie medievali, non soltanto veneziane, si potesse indicare dopo la grande edizione dei diari di Marin Sanudo, che erano usciti in 58 volumi tra l'Ottocento e il Novecento. Sosteneva l'iniziativa qualche riscontro positivo, come il patronato concesso subito dalla Presidenza del Senato della Repubblica, era un riconoscimento alto, ma un riconoscimento meramente morale. E poi entrava in campo indirettamente anche la memoria di Fernand Braudel, che aveva lanciato un progetto analogo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma senza esiti davvero concreti, cioè non si era poi alla fine concretizzato in nulla. Questo comunque comportava un collegamento con alcune istituzioni francesi, come l'École des Hautes Études, ancora la Maison des Sciences de l'Homme e il Centro di Ricerche Storiche. Qui però, a parte i progetti di edizione, importa dire qualche altra parola sul Senato, ossia su quell'istituto che in origine si chiamava alla latina dei rogati o alla veneziana dei pregadi, in quanto i suoi componenti erano richiesti, erano pregati di pareri che poi erano norma, erano legge. Si trattò di un istituto straordinario, rispondente alle caratteristiche profonde della società e della cultura lagunare, con un legame che non venne nemmeno quando si ebbe il nome di Senato, e se ne parlò in termini privi di qualsiasi fondamento nella ripresa della classicità, come era di moda, con la favola della fondazione romana di Venezia nel 421. Fu così allorché in più occasioni si proclamò che quell'augusto consesso sarebbe esistito fin dall'origine della città. A dire il vero, noi non conosciamo l'esatto momento della sua nascita, ma va collocata attorno agli anni 30 del 200, certamente prima del 1243, quando il doge neoeletto, Ranieri Zeno, al momento di entrare in carica giurava la sua promissio, con una pratica tipica del sistema politico veneziano, poi sempre rimasta. E qui permettetemi una divagazione, perché è significativo per capire la logica dello Stato veneziano. Nella promissione erano raccolti gli obblighi ai quali il doge era vincolato. Si trattava di impegni che, con logica molto veneziana, venivano continuamente aggiornati ad ogni passaggio di carica, alla morte del doge regnante, tenendo conto di quanto era accaduto per cavare ogni insegnamento possibile. In sostanza, si voleva rendere sempre più efficace il controllo su chi rappresentava la res pubblica, ma doveva essere un re senza regno, un simbolo di autorità sovrana, ma subordinato alle norme che regolavano la vita dello Stato. Così si aggiunsero nei secoli disposizioni a disposizione, fin nelle cose minime, che non lo so, il colore dei cuscini della gondola del dojo, gli abiti che doveva indossare nelle diverse cerimonie, e il luogo dove e quando poteva andare in villeggiatura era di fronte
all'isola cimiteriale, fra l'altro perché imparasse qualcosa. Questo tanto che l'ultimo dei dogi, Ludovico Manin, nel 1789 si trovò a giurare un vero libro di oltre 200 pagine di imposizioni. Ebbene, nella promissione di Ranieri Zeno, databile al 1253, il Consilium Rogatorum compareva per la prima volta come Consiglio della Repubblica, insieme al Maggior Consiglio, al minore e alla quarantia. Per inciso, non ci si accontentava di precisare al massimo il ruolo dogale. Il controllo dello Stato proseguiva anche post mortem, con l'ufficio degli inquisitori sopra il doge defunto, introdotto nel 1501, alla scomparsa di un doge un po' particolare, Agostino Barbarigo. Particolare era quello che aveva persino permesso che le baciassero la mano. E la Inquisizione non era per nulla formale, tanto che gli eredi Barbarigo dovettero restituire ben 7.600 ducati, sono alcuni chili di oro, all'erario, e non fu l'unico caso del genere. Lo stesso successe, qua siamo in casa, con Leonardo Loredan, che fu il successore, fu tenuto a versare 2.700 ducati, quando in vita sua da doge ne aveva impegnati 90.000 dei suoi per lo Stato. Però quel 2.700 dovevano essere restituiti dagli eredi perché erano fuori norma. Tornando al Senato, che la nascita di un'istituzione duecentesca la si facesse risalire a molti secoli prima, addirittura all'origine della città, potrebbe essere segno di dabbenaggine o di enfasi retorica addirittura fuori misura, ma avendo a che fare con Venezia conviene pensare a calcoli più sottili, tenendo conto di come la Repubblica non abbia esitato a mostrare in tutto il corso della sua storia una straordinaria capacità di autopromozione, in fondo era una civiltà di mercanti, senza fermarsi nemmeno di fronte alle più strampalate invenzioni, trasformate con grande abilità in miti capaci di resistere nel tempo fino a oggi. Forse il caso più clamoroso sta in quel mito delle origini che vuole Venezia, nata in zone deserte, fra acque salmastre, come Venere Vergine dal nulla, mentre le lagune erano perfettamente inserite nel sistema statuale romano, con insediamenti, presenze, strutture. Ma sostenere il deserto, il nulla, aveva anche un significato profondo. Voleva anche dire che lì non c'era nessuna subordinazione. E allora la bella favola diventava riprova della libertà originaria. E a Venezia furono talmente bravi nel X-XI secolo nel proporre quella conveniente leggenda che ancora oggi è opinione corrente, che la città e lo Stato siano nati dal nulla in un deserto di acque, velme e barene, così come si fissò appunto l'altra leggenda della fondazione nell'anno 421. Non possiamo insistere nel richiamo alla mitografia lagunare, ma premeva accennarla per comprendere come il Senato potesse trovarvi un suo ruolo. E così si capirà perché anche la sua pretesa origine al momento della fondazione della città non era affatto una sciocchezza o un gioco letterario, ma corrisponde all'immagine che Venezia ha sempre inteso dare di sé, riuscendoci, quale entità in ogni tempo uguale a se stessa, unica al mondo, perfetta nei suoi ordinamenti. E il messaggio che veniva diffuso doveva anche spiegare che esisteva da sempre quel regime misto di cui l'intero ceto dirigente menava vanto, tale da suscitare l'ammirazione diffusa, perfetta sintesi di monarchia, oligarchia e democrazia, con il Doge in similitudinem regis, il Senato in similitudinem paucorum optimorum e il Maggior Consiglio in similitudinem populi, in una stretta e forte poi coesione. Se assolutamente veneziano è il modo in cui si volle presentare il Senato, altrettanto lo è il percorso attraverso il quale venne concretamente definendosi, a partire dall'assenza di un suo vero atto di nascita. Al pari di tante altre istituzioni veneziane, nacque probabilmente con funzioni circoscritte e venne crescendo nei fatti.
In sostanza non rispondeva ad organiche architetture istituzionali o l'applicazione di chiari modelli politico-amministrativi, ma piuttosto si precisava nella pratica sulla base di un'empirica crescita di attribuzioni. Quanto dei registri ci rimane ci fa pensare, ripeto, a originarie competenze in materia di commercio e navigazione. Non mancavano poi le responsabilità in ambito giudiziario, sugli illeciti commessi da magistrati e funzionari, sulle malversazioni e fino al Consiglio dei 10 sui delitti e i tradimenti ai danni dello Stato. Furono però le numerose attribuzioni di carattere politico che nel 200 finirono con l'assegnare ai pregadi un ruolo del tutto primario. Su tali premesse nei secoli successivi non ci fu materia che non potesse essergli attribuita, da quella militare alle rappresaglie, ai rapporti con le istituzioni ecclesiastiche, all'istruzione, alla pubblica moralità, dagli interventi in politica estera all'amministrazione finanziaria. Per meglio spiegarci con casi concreti, converrà vedere di quante quali cose si trovasse a trattare in un giorno qualsiasi, anche qui preso quasi a caso come eloquente esempio. Era il 27 giugno del 1340. Si censurano il rettore e il comune di Zara per aver lasciato impropriamente libero un carcerato che dovrà dunque essere ripreso. Vengono trasmesse alla commissione che devono occuparsene le ambasciate che giungono dalla Lombardia. Si ordina al podestà di Serravalle d'Erze Conegliano che non autorizzino l'importazione o il transito di formaggio, olio e sale che giungano dal Friuli, ma lasciano passare soltanto quello che giunge da Venezia via Treviso. Al capitano del Pasenatico, quindi siamo in Istria, vengono date istruzioni relativamente al contrasto che c'era tra il patriarca d'Aquileia col patriarca d'Aquileia per il legname del bosco di Montona, a Motolun. Si delibera l'arruolamento di un cittadino benemerito e bisognoso, e quindi quella è la compensazione. Sono trattate importanti decisioni di argomento diverso, militari, finanziari e altre ancora, relative all'Eubea, a Negroponte. Un veneziano residente a Negroponte riceve la conferma dei privilegi a suo tempo concessi dalla signoria al padre che risiedeva a Tebe, quindi siamo in Grecia, in Beozia, da dove poi la famiglia era fuggita trasferendosi a Negroponte. E questa compensazione per i danni che in quanto veneziana la famiglia aveva subito ad opera dei nemici catalani aragonesi. Infine si sbrigano 3 pratiche, ma questa è ordinaria amministrazione, di concessione della cittadinanza a uno speziale ferrarese, a un pistoiese, una terza persona che fosse originaria di Genova. In sostanza, dal formaggio del Friuli fino agli equilibri internazionali, sotto l'occhio dei pregadi passa di tutto. Il Senato era divenuto la spina dorsale, l'asse portante dello Stato. E forse stupirà che quella spina dorsale riuscisse a svolgere i propri compiti con attribuzioni tanto diverse, talvolta persino in potenziale contrasto tra loro. Devo dire che condivido appieno la sorpresa. Io stesso, dopo anni di frequentazione della storia di Venezia, continuo ad essere sbalordito su come abbia potuto funzionare e sia stato oggetto di ammirazione diffusa in giro per l'Europa un sistema statuale, in apparenza così pasticciato e confuso, in cui nuovi consigli e nuovi uffici nascevano senza che si spegnessero i vecchi, in cui le attribuzioni si sommavano le une alle altre apparentemente senza logica e strutture diverse si occupavano di cose identiche con ogni possibile rischio di intralci e interferenze. Davvero c'è da meravigliarsi che un sistema così intricato e confuso non solo abbia potuto reggere, ma abbia potuto addirittura funzionare per secoli, molto più a lungo di quanto non sia accaduto a stati senz'altro ai nostri occhi più ordinati, efficienti e moderni. Evidentemente l'empiria, il senso pratico, l'adattabilità alle situazioni più diverse, portati a strumento di governo in quella società fortissima matrice mercantile, uniti al robustissimo senso dello Stato, che è sempre rimasto caratteristica delle vicende veneziane, hanno consentito ciò
che in apparenza dovrebbe essere impensabile. Al momento di concludere, scusandomi per la lunghezza del mio intervento, voglio permettermi un paio di ultime considerazioni. Anzitutto, a nome dei responsabili scientifici dell'iniziativa, Girgenson, Tiepolo, Orlando e mio, va un grazie all'Istituto Veneto, a cui ci onoriamo di appartenere, per la sensibilità con cui ha sostenuto il difficile progetto di educazione. Seconda e ultima considerazione, vorrei che in questo nostro collettivo impegno non si leggesse soltanto lo sforzo degli studiosi o l'esperienza degli eruditi, ma si riconoscesse anche un atto di grande affetto per Venezia, in anni per lei e per la sua salvaguardia sempre più drammaticamente difficili. Grazie a voi per la pazienza con cui avete ascoltato e se permettete 2 minuti per dire cosa sia il progetto e cosa c'era, com'era il progetto, sono 21 volumi editi per 8.871 pagine, per 15.029 deliberazioni. Credo che si tratti della maggiore raccolta di fonti storiche dell'Italia degli ultimi decenni e credo sia un merito che l'Istituto Veneto vuole rivendicare per sé.